Buonasera, pace del Signore a tutti. È sempre un onore, un privilegio e fonte di agitazione essere qui davanti alla Chiesa. Vorrei invitarti a piegare la tua testa in questo momento e facciamo una preghiera. Padre Santo, voglio ringraziarti innanzitutto per questa serata. Quale serata, Signore, meravigliosa, abbiamo sentito qua la tua presenza e se dipendesse da me, Signore, potremmo già uscire qua pieni della tua presenza. Ma questo è il momento in cui tu, Signore, parlerai con la tua Chiesa e tu, Signore, mi hai affidato un messaggio da portare alla tua Chiesa. E io so, Signore, che da me stesso non può uscire nulla di buono, quindi invoco la tua grazia, la tua misericordia e prego affinché il tuo Spirito Santo scenda su di me e sia con me in questo momento. Che ogni parola che io andrò qua a pronunciare sia ispirata dal tuo Spirito e che tu possa benedire ogni parola affinché venga, Signore, non solamente a toccare i nostri orecchi, Signore, bensì il nostro cuore. Che ci sia, Signore, non solo comprensione ma trasformazione e che possiamo mettere in pratica la tua parola. Ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, benedici questa predicazione, benedici questa serata. Amen. Amen. Non so se qualcuno l'ha già detto, i nostri pastori sono a Londra, c'è una conferenza là di pastori e sono là per imparare di più per noi, per la nostra Chiesa, per la crescita della Chiesa, quindi è per questo che oggi sono qua assenti. Vorrei subito leggere il testo da cui partirò la mia predicazione questa sera, che si trova in Ebrei capitolo 6, i versetti 1 e 2. Che dicono così: perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Amen. Il tema su cui vorrei predicare questa sera è maturità. Prima di entrare ufficialmente nel tema, vorrei raccontarvi come Dio mi ha dato questa parola. Come sapete, domani è domenica 7 settembre, domani doveva cominciare il nostro Fusion Camp, il nostro accampamento dei giovani, che a causa di alcuni imprevisti abbiamo dovuto cancellarlo. E quando stavamo organizzando alcune cose, io mi ricordo un giorno in cui ho sentito Dio darmi una parola. E subito ho parlato con mia moglie dicendo: amore, mi sa che Dio mi ha dato una parola da predicare nel Fusion Camp. Domenica 7 settembre, perché è il giorno del mio compleanno. Ho detto, però, io non avrò mai il coraggio di andare da Gilson a chiedere l'opportunità. Ho detto, se è di Dio, l'opportunità arriverà. Dopo un po' di tempo arriva la notizia, Fusion Camp cancellato. Subito nel mio cuore una paura e una vergogna dicendo come? Mi sono detto che è stato Dio a darmi la parola, ho detto questo anche a mia moglie, e non ci sarà più il Fusion Camp. Ho avuto stravergogna, veramente strano, ho pensato che era Dio veramente. E quando questa settimana il pastore mi ha chiesto di predicare, mi sono molto rallegrato. È da febbraio che non predico, quindi non è una coincidenza, ok? È da un bel po' che non predico. Subito mi sono rallegrato. E ho pregato Dio chiedendo conferma. E dopo aver sentito pace nel mio cuore, so che lo stesso tema che volevo portare nel Fusion Camp è quello che porterò questa sera. L'età nella Bibbia viene presa molto in considerazione. Dio considera molto l'età. Noi vediamo ad esempio che per andare in guerra un uomo doveva avere almeno 20 anni. Dai 20 anni fino ai 50 anni in Israele un uomo poteva andare in guerra. Sotto i 20 anni non poteva. Dai 25 anni in su noi vediamo che un levita poteva cominciare a avere una responsabilità dentro il tabernacolo. E noi vediamo che dai 30 anni in su qualcuno poteva cominciare a essere un sacerdote. Dopo, ai tempi di Davide, noi vediamo che questa età scenderà ai 20 perché saranno introdotti i cantori e i musicisti che prima non c'erano.
Ma davanti a Dio l'età è qualcosa che ha molto valore. Noi vediamo che Giuseppe, il figlio di Giacobbe, no, il sognatore, divenne governatore d'Egitto all'età di 30 anni. Noi vediamo che Saul, il primo re di Israele, divenne re di Israele all'età di 30 anni. Noi vediamo Davide che viene unto re di Israele all'età di 17 anni, ma comincia a regnare quando ha 30 anni. Noi vediamo Giovanni Battista, il precursore di Gesù, colui che ha preparato la strada al Messia, cominciò a predicare quando aveva 30 anni. E noi vediamo il nostro proprio Signore Gesù che cominciò il suo ministero quando la Bibbia dice che aveva circa 30 anni. Lui venne battezzato, fu condotto al deserto, fu tentato dal diavolo e poi cominciò il suo ministero quando aveva circa 30 anni. E tra i giudei c'era questa tradizione che 30 anni era considerata età matura. All'età di 30 anni un uomo poteva parlare in nome del proprio padre con tutta autorità, ed è per questo che il Signore Gesù ha cominciato a predicare a 30 anni. Perché? Perché davanti alla comunità era considerato un uomo maturo e aveva tutta l'autorità di parlare in nome del Padre suo, cioè Dio. Quindi 30 anni nella Bibbia è qualcosa di molto importante. E io sto per vivere le mie ultime 2 ore come 29enne. Domani compio 30 anni. Quindi so che il messaggio che Dio mi ha affidato da portare alla sua chiesa questa sera è maturità. Perché 30 anni nella Bibbia è considerato età matura. Nel testo che abbiamo letto, siccome ho fatto una piccola introduzione, ve lo rilego così almeno capite ciò che sto dicendo. Dice così: perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore. Sebbene in questo testo qua, nella versione che abbiamo letto, la parola maturità non appare, voglio subito giustificarmi e dirvi subito che non è mio intento forzare il testo e fuggire dal contesto, ok? C'è un'altra versione, la versione ESV, che viene considerata una versione molto letterale e affidabile, che traduce così: perciò, lasciando il principio della dottrina di Cristo, andiamo avanti verso la maturità. L'Apostolo Paolo, non è l'Apostolo Paolo, l'autore degli Ebrei, è considerato sconosciuto da alcuni l'Apostolo Paolo, ma mi viene spesso da citare Paolo, comunque vabbè. Parlando di questo testo, dice questi 2 termini, usa insegnamento elementare e dice tendiamo a quello superiore. Ossia, sta parlando di 2 livelli di insegnamento. Un insegnamento basico, definito elementare, e un insegnamento definito superiore. Prima di parlare di questo insegnamento superiore, vorrei parlarvi di queste cose che vengono elencate qui in questo insegnamento che viene considerato elementare. La prima cosa che viene citata è ravvedimento dalle opere morte. Cos'è ravvedimento? Il ravvedimento viene dalla parola greca metanoia. E questa parola è l'insieme di 2 parole che è meta, che significa cambiamento, e noia, che viene da naos, che significa pensiero. Mente. Quindi metanoia significa cambiamento di mente, cambiamento di pensiero. E il ravvedimento viene posto qua come fondamento, ossia alla base della vita cristiana. Il primo passo per diventare cristiani è ravvedimento, è abbandonare i peccati, è abbandonare una vita sbagliata, è una trasformazione radicale della persona. Non è solo cambiamento esteriore, è un cambiamento qui dentro. La persona che viveva una vita totalmente disubbidiente a Dio comincia a dire: ciò che sto facendo è peccato, non piace a Dio, devo abbandonarla, devo camminare in un altro modo. È una trasformazione radicale, completa della persona. Senza ravvedimento noi non possiamo avere la salvezza. Il primo passo per essere cristiani è ravvedersi. E la Bibbia dice ravvedersi da cosa? Dalle opere morte. Cosa sono queste opere morte? Le azioni, le opere che producono morte spirituale. E cos'è? Il peccato. Romani 6,23 dice che il salario del peccato è la morte. Quindi ogni volta che noi pecchiamo, quel peccato ci produce morte spirituale. Quindi il primo passo per diventare cristiano o per avere una camminata cristiana è ravvedersi, è pentirsi dei propri peccati. Il ravvedimento include 3 cose: ragione, emozione e azione. Io riconosco di aver peccato, io sento di aver peccato, io vado a Dio.
Tante persone sentono, riconoscono di aver peccato, sentono la colpa del peccato, ma non vanno a Dio. Per essere il ravvedimento biblico completo ci deve essere tutte e tre le cose. Noi vediamo questo esempio ad esempio in Giuda Iscariota. Giuda tradì Gesù, vendette Gesù e lui riconobbe che aveva fatto una cosa sciocca. Andò là, no, si pentì, sentì rimorso, ma dopo non tornò a Dio, andò a suicidarsi. Questo non è ravvedimento. Il ravvedimento include un ritornare a Dio. E questa è la base del cristianesimo. Subito dopo c'è la fede che cammina insieme al ravvedimento. La fede che ci porta a confessare Gesù come Signore e Salvatore delle nostre vite. Lo Spirito Santo scende, tocca i nostri cuori, ci convince di peccato, ci fa sentire quanto noi siamo peccatori, che noi siamo condannati all'inferno e che abbiamo bisogno di un Salvatore. Allora noi confessiamo Gesù come Signore e Salvatore delle nostre vite. E in quel momento, in quel preciso istante, noi riceviamo come dono la vita eterna. In quel preciso istante, quando noi ci aggrappiamo a Cristo, noi riceviamo come dono lo Spirito Santo che comincia ad abitare in noi. È in quel preciso istante che avviene la rigenerazione, la nuova nascita. E il Signore Gesù disse che se noi non nasciamo di nuovo non possiamo entrare nel regno dei cieli. Quindi senza ravvedimento e senza confessione di Gesù come Signore, noi non possiamo essere salvati. Per questo subito l'autore dice che questo è il fondamento. Se non c'è questo, non c'è cristianesimo. Se non c'è ravvedimento e confessione di fede, una persona non è cristiana, non è convertita, non è nata di nuovo. In Romani capitolo 10 versetto 9 dice così, che se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, allora sarai salvato. Quindi cosa devo fare per essere salvato? Riconoscere che io ho peccato. E anche se non mi rendo conto di quale peccato ho commesso, il peccato di Adamo è già abbastanza. Ciò che Adamo ha commesso già io l'ho ereditato, quindi sono già nato colpevole contro Dio. Non sto dicendo che Dio condanna bambini, ma il peccato è già qua dentro quando noi nasciamo. E quando si compie allora ravvedimento e fede in Dio, avviene ciò che Paolo dice ai Corinzi dicendo: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo è il primo passo. Subito dopo lui dice così, parla del battesimo. Il battesimo è un atto importantissimo del cristianesimo. Il Signore Gesù disse che chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Il battesimo di per sé non salva nessuno. È la nostra fede in Gesù che salva. Il battesimo comunque è un comandamento che Dio ci ha dato, no? Di battezzare tutti in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma non è l'atto del battesimo che salva, è la mia fede in Gesù che salva. Perché tante persone possono battezzarsi credendo di essere salvate, ma non è questo. Se io ho creduto veramente in Gesù e sono passato per ravvedimento, allora sì che sono salvato. Il battesimo è una dimostrazione pubblica di qualcosa che è successo qua dentro. Quando io qua dentro ho creduto veramente in Gesù, il desiderio è quello di urlarlo al mondo, è urlarlo a tutti quanti dicendo: oh, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Solo che battesimo non rende nessuno perfetto. Ciò significa che non è che una volta che sono battezzato io mai più sbaglierò nella mia vita, io mai più peccherò. Magari fosse così. Martino Lutero disse una frase che mi piace citare sempre quando parlo di battesimo. Martino Lutero disse così: pensavo di aver affogato il vecchio uomo nelle acque del battesimo. Poi ho scoperto che quel miserabile sapeva nuotare. Ora mi tocca ucciderlo tutti i giorni. Questo è il battesimo. Riconoscere che io sì sono morto per il mondo, ma ogni giorno io dovrò lottare contro la mia carne, contro il mio ego, contro Satana, contro i demoni, contro il mondo per continuare a camminare in Cristo. Fin qua tutto chiaro? Amen? Prossimo passo, dice imposizione di mani. Cosa significa? Imposizione di mani è consacrazione. Lui sta dicendo non imporre troppo velocemente le mani a qualcuno, ossia non consacrare velocemente qualcuno a pastore dopo magari che ha avuto, non so, 2 mesi di conversione, già ti chiamo per essere pastore. No.
La Bibbia dice così che chi desidera, chi aspira all'incarico di vescovo, di pastore, desidera un'attività lodevole, ma uno dei requisiti che si richiede al pastore è che non sia convertito di recente. Ossia, deve avere una camminata con Dio, deve avere una certa maturità. Prendersi cura della Chiesa non è un gioco, è una responsabilità. Quindi il pastore, colui che predica, colui che è un leader, non può essere convertito di recente. Deve avere un vissuto con Dio, deve avere una camminata con Dio, deve avere una certa maturità. Mi ricordo la storia di un uomo che oggi è pastore e lui racconta che appena lui si è convertito aveva una bellissima storia di conversione. Allora tante chiese lo chiamavano per predicare, per testimoniare, per raccontare la sua storia. E lui racconta che un giorno è stato chiamato da un pastore, da un'altra chiesa, un'altra città, e lui è partito con la macchina, è andato in questa città e quando era quasi vicino la macchina si è rotta. E lui aveva pochi mesi di conversione. Lui si è arrabbiato tantissimo, è uscito dalla macchina, ha cominciato a dare calci alla macchina, a dire parolacce di qua, parolacce di là, strarabbiato, infuriato, tutto quanto così. E è arrivata una persona con la macchina, si è accostato e fa: scusa, hai bisogno? Lui sì, questa macchina, parolacce di qua, parolacce di là, tutto arrabbiato, infuriato. Allora questo uomo qua è sceso, ha guardato, fa: c'è poco da fare, il meccanico non arriverà a quest'ora, io ti propongo una cosa, vieni a casa mia, fai una doccia a casa mia, mangia la cena che mia moglie preparerà e poi vieni nella mia chiesa, perché questa sera ci sarà un predicatore da fuori che testimonierà. In quel momento lui è diventato bianco, congelato. Fa: tu sei pastore? Sì, sono pastore. Di quale chiesa? Fatalità, proprio la chiesa dove lui doveva predicare. Bianco, congelato, paura, fa: devo confessare una cosa. Sì, figliolo, dimmi pure. Sono io quel predicatore. Subito il pastore fa: t'ha sviato. Tipo, sei fuori strada, totalmente sbagliato. Vabbè, il pastore con grande umiltà l'ha preso, l'ha portato a casa, l'ha fatto predicare, è stata una benedizione. E questo pastore che oggi racconta così: quello è stato il giorno in cui Dio ha convertito la mia lingua. Però questo ci fa capire una cosa: c'è bisogno di una camminata con Dio prima di avere un incarico dentro la Chiesa. Non basta, sono convertito oggi e domani già comincio a predicare, no, perché la trasformazione è graduale. Piano piano Dio ci trasforma e ci rende maturi. E ultimo, non ultimo per importanza, dice risurrezione e giudizio. Ogni cristiano deve sapere che ci sarà un giorno in cui tutti i morti, tutti, da Adamo fino all'ultimo, risorgeranno e tutti noi verremo giudicati per ciò che abbiamo fatto mentre eravamo qua sulla terra. E la Bibbia dice così che tutti coloro che non saranno trovati scritti nel libro della vita dell'agnello, cioè tutti coloro che non confesseranno Gesù come Signore, saranno gettati nel lago di fuoco insieme a Satana e ai suoi demoni. Perché oltre alla resurrezione ci sarà un giudizio e chi non sarà scritto nel nome dell'agnello sarà condannato a un'eternità all'inferno. L'insieme di tutte queste cose è ciò che l'autore agli Ebrei sta dicendo come insegnamento elementare. E questo insegnamento elementare non sta dicendo che è banale, ok? Noi sappiamo che i bambini alle elementari imparano a leggere e a scrivere e questa cosa accompagnerà per il resto della loro vita. Non è una cosa banale, è fondamentale. Quindi qua l'autore sta dicendo che è elementare nel senso che è fondamentale, che è basico, che se non c'è questo non c'è cristianesimo. Se non c'è questo la conversione non è genuina. Ci deve essere questo. Questo è l'insegnamento elementare. E lui parla dopo cosa di un insegnamento superiore. E cosa si tratta di questo insegnamento superiore? Che argomenti tratta questo insegnamento superiore che l'autore agli Ebrei vuole dirci? Io potrei citare qui decine di argomenti piuttosto spirituali, non so, potrei parlare della battaglia che c'è tra calvinisti e arminiani, potrei parlare di predestinazione, però sono sicuro di una cosa, e ciò che Dio ha messo nel mio cuore è: non importa quanti argomenti teologici tu conosci o argomenti complicati tu conosci, questo non definisce maturità spirituale. Piuttosto maturità spirituale è definita da quanto tu conosci Dio. Non è neanche quanto tu conosci la Bibbia, ma quanto tu conosci il Dio della Bibbia.
Ci sono persone là fuori che sono professionisti in dibattiti, che non sono cristiani, che conoscono la Bibbia forse meglio di me e te. E questo non significa che sono maturi spiritualmente, perché non si basa sulla conoscenza qua, intellettuale, accademica, ma la conoscenza che abbiamo di Dio. Quanto noi camminiamo con Dio, quanta intimità abbiamo con Dio, quanto Dio ha cambiato e trasformato la nostra vita. Il Signore Gesù disse che albero buono si riconosce dai frutti buoni. Quindi Dio ci ha dato il suo spirito, no? Che ci trasforma a immagine di Cristo, che ci dà il frutto dello spirito. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Come posso capire se una persona è matura nella fede? Guarda il suo carattere. Guarda se il suo carattere assomiglia a quello di Gesù. Vedi se lui ama come Gesù ama, vedi se perdona come Gesù perdona, vedi se lui aiuta come Gesù aiuterebbe. La maturità si basa sul quanto noi siamo stati trasformati da Dio, sul quanto noi camminiamo con Dio. E perché? Perché è importante essere maturo? Perché è un argomento così importante? Ebrei capitolo 5, versetto 11 al 14, i versetti che precedono 6:1 che ho letto prima, dice così: su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarlo a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Riassunto, una parola: il cibo solido è per gli adulti. Se noi vogliamo avere una rivelazione maggiore su chi Dio è, sul carattere di Cristo, abbiamo bisogno di maturità. Il cibo solido è per gli adulti. Una volta il Signore Gesù, parlando con i suoi discepoli in Giovanni 16:12, dice così: ho molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Gesù sta dicendo così: guarda, io avrei molte cose da insegnarvi ancora, molte cose da rivelarvi ancora, ma voi non riuscireste a comprendere, voi non riuscireste ad assimilare queste cose. I discepoli ancora non avevano raggiunto la maturità per ricevere quelle cose da parte di Gesù, ma i discepoli erano giustificati perché lo Spirito Santo non era ancora stato mandato. Ma noi che scusa abbiamo? Lo Spirito Santo è qua con noi, quale scusa abbiamo? I discepoli non avevano lo Spirito Santo, ma Gesù disse così: quando lo Spirito Santo verrà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma noi abbiamo lo Spirito Santo. Quindi qual è la nostra scusa per non essere maturi spirituali? Gesù, parlando con Nicodemo, disse così: se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Gesù sta dicendo così: se il basico non riesci a comprendere, come posso dirti le cose più grandi, più celesti, più spirituali, più profondi di Dio? Se noi non crediamo che Dio possa fare la più piccola cosa così nella nostra vita, come possiamo credere che Dio può fare cose grandi e impossibili? Se vogliamo vedere il sovrannaturale di Dio, le cose più grandi, abbiamo bisogno di una maturità spirituale. Abbiamo bisogno di arrivare a un livello dove possiamo assimilare il cibo solido. L'Apostolo Paolo, parlando ai Corinzi, dice: quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. È tempo di smettere di essere bambini nella fede, è tempo di smettere di gattonare nella fede, è tempo di essere uomini adulti che sono disposti a essere usati da Dio. Ma per essere usati da Dio con potenza, autorità, con doni, richiede maturità spirituale. E Dio ci sta chiamando a un livello maggiore di intimità con Lui per raggiungere un livello di maturità dove Dio può usarci. Senza questa maturità noi non possiamo essere usati da Dio. Dio ci chiama a un livello più profondo di intimità con Lui. L'Apostolo Paolo, parlando agli Efesini, dice: affinché non siate come bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Quando la persona non conosce, non ha vita con Dio, non ha intimità con Dio, la persona propone qualcosa: sì, vado di là. Un altro pastore dice un'altra cosa: sì, vado di là.
E Paolo dice: non siate come bambini buttati qua e là da ogni vento di dottrina, perché tanti falsi profeti sono sorti. Ma per riconoscere il falso profeta io devo avere maturità spirituale, devo avere intimità con Dio, devo conoscere Dio. I bambini sono facili da ingannare. Con un ciupa ciupa, un leca leca riesci a ingannarlo facilmente. E noi non possiamo essere persone che vengono ingannate e attirate nel mondo da Satana per un ciupa ciupa, per un leca leca. E per non essere ingannati dal diavolo con un ciupa ciupa e un leca leca dobbiamo essere maturi spiritualmente, arrivare a un livello dove Dio può usarci. Quindi dobbiamo crescere, dobbiamo proseguire la nostra camminata con Cristo. Non possiamo accontentarci né fermarci a una conoscenza basica di Dio. Dobbiamo cercare sempre il di più. Il profeta Osea nel suo libro dice così: cercate il Signore, sforzate di conoscerlo. Nella traduzione in portoghese che mi piace di più dice così: conoscendo il Signore e proseguendo nel conoscerlo. Cioè non importa quanto tu già conosca Dio, tu devi continuare a conoscere Dio. Ho già detto questa cosa una volta: tutta l'eternità in cielo non sarà abbastanza per conoscere Dio, perché Dio è infinito. Quindi non importa quanto tu conosca Dio oggi, non importa quanto tu conosca la Bibbia oggi, vai avanti nel conoscere la Bibbia, vai avanti nel conoscere Dio. C'è di più. L'Apostolo Paolo dice che è di gloria in gloria, quindi non importa quanto è gloriosa la tua vita con Dio oggi, c'è altra gloria, una gloria maggiore, e Dio ci chiama a questa gloria maggiore. Il saggio Salomone in Proverbi 4,18 dice così: ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché è il giorno pieno. Ossia, hai presente quando sorge il sole? Quella piccola luce così comincia a illuminarsi tutto quanto, ok? Poi il sole sale, la luce diventa sempre più forte, dopo a un certo punto non riesci neanche più a guardarlo perché è troppo forte. Questo è ciò che Dio vuole per noi. Tu ti converti, ok? E cominci una camminata con Lui finché non diventi una luce splendente e rifletti l'immagine di Dio, rifletti la luce di Dio. Questo è ciò che Dio vuole per noi. Non possiamo rimanere nel basico. Dio ci chiama al di più, al sovrannaturale. C'è sempre un margine di miglioramento. C'è sempre. Mi avvio verso il finale. In Ezechiele 47 voglio leggervi un testo molto conosciuto e molto centrato nel tema che stiamo parlando. Ezechiele 47 al versetto 3 dice così: quando l'uomo fu uscito verso oriente aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque ed essi mi arrivarono alle calcagna. Misurò altre 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed essi mi arrivarono alle ginocchia. Misurò altre 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed essi mi arrivarono sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guardare. Questa visione, questo fiume che esce dal Tempio, che Dio ha mostrato a Ezechiele, rappresenta lo Spirito Santo. Noi sappiamo che lo Spirito Santo viene raffigurato anche come acqua, ok? E Gesù disse che chi beve dell'acqua che lui darà non avrà mai più sete, e l'acqua che lui darà diventerà in lui una fonte di acqua viva, giusto? Ok? Quindi noi sappiamo che Dio sta parlando dello Spirito Santo. Quel fiume, quel torrente rappresenta lo Spirito Santo. E Dio chiamò il profeta Ezechiele, misurò 1000 cubiti, che sono 500 metri, e disse: attraversa. Ezechiele cominciò a camminare in quest'acqua dello Spirito e l'acqua arrivava alle calcagna. Dopo altri 500 metri alle ginocchia, 500 metri arrivava al fianco e poi arrivava al petto, o meglio, arrivava un'acqua così grossa, dice la Bibbia, che non si poteva guardare, ossia non si poteva attraversare a piedi, i piedi non toccavano più per terra. E Dio vuole che noi arriviamo a questa profondità, dove i nostri piedi non toccano più per terra. Perché? Perché quando i nostri piedi smetteranno di toccare per terra, noi saremo guidati dallo Spirito Santo ovunque Egli voglia. Ma per arrivare a questo livello di spiritualità c'è una camminata da fare. Non è da un giorno all'altro. Mi piace questa cosa e vorrei farvela capire che, non so, voi siete già andati a una spiaggia, a un mare, a un lago, no? Immaginati di entrare nel mare e dire: io voglio fare un tuffo. E tu cammini 500 metri e l'acqua è qui. Dici: osh, che razza di mare è questo? Io voglio fare un tuffo, l'acqua è troppo bassa. Cammino altri 500 metri e l'acqua è qui. Dici: mamma mia, è ancora un po' bassotta per fare una nuotata.
Cammino altri 500 metri, l'acqua è qui, dice, ma santo cielo, voglio tuffarmi, l'acqua è troppo bassa. Dopo altri 500 metri, dopo aver camminato 2 chilometri, l'acqua finalmente è profonda. Questo a me fa capire una cosa, che la camminata con Dio per arrivare in profondità è lunga. Non è tipo, oggi prego 5 minuti, domani pregherò 3 ore e mezza. Non funziona così. È un passo alla volta. Un passo alla volta. Oggi prego 5 minuti, domani mi impegnerò a pregare 6. Settimana prossima arriverò a 10 minuti. E così andando comincio a aumentare il tempo di preghiera, comincio a aumentare il tempo con la parola, comincio a aumentare le ore di digiuno. E così andando io arriverò alle acque profonde. Ma non è da un giorno all'altro. Serve una camminata costante. La Bibbia dice così che il re Jotam divenne potente perché camminò con costanza davanti al Signore suo Dio. Perché divenne potente? Perché camminò con costanza. Lui non è che fece un passo, poi tornò indietro, no, no, costanza. Un giorno dopo l'altro, un passo alla volta e arrivò ad essere potente. Potente in Dio, potente in Cristo. Io mi ricordo che quando io insieme a mia moglie guidavamo il camion e lavoravamo insieme, partivamo da Roma alle 10 di sera, arrivavamo a Milano alle 7 di mattina e facevamo 4 ore di guida a testa e ci alternavamo. Ma in quel momento lì, quando uno guidava e l'altro dormiva, ognuno aveva il suo tempo con Dio. E mi ricordo che ognuno di noi poi parlavamo, ci raccontavamo le cose, sentivamo Dio in un modo così tanto, piangevamo mentre guidavamo il camion che avevamo quasi paura di fare un incidente da quante lacrime che scendevano. Ma mi ricordo la preghiera che facevo ogni giorno, ogni sera, in quella autostrada deserta che era bellissima. Dicevo, Dio, anche oggi, ho fatto un passo in più nella camminata verso di te. Ed è questo che Dio vuole per noi. Non vuole che tu cambi da oggi a domani, vuole che ogni giorno tu cammini con Lui. In Michea sta scritto questo: Dio vuole che tu cammini umilmente con il tuo Dio. Ogni giorno un passo, e pian piano tu arriverai all'acqua profonda, a essere guidato dallo Spirito, a essere maturo nella fede e poter essere usato con potenza, con autorità, con i doni dello Spirito Santo. Ma per far questo serve maturità. Un'altra cosa fantastica che ho scoperto studiando questo testo è che quando abbiamo letto lì in Ebrei che dice così, tendiamo a quello superiore, la radice greca di questa parola, il verbo è ferometa, che significa essere portati. Cosa significa? Cioè, lui non sta dicendo così, andate verso la maturità. Lui sta dicendo così, lasciatevi portare verso la maturità. Ossia, è Dio che ci prende per mano. Ed è Dio che ci porta verso il sovrannaturale. È Dio che ci porta verso le acque profonde. Non è Dio che ti sta dicendo, oh vai, questa è la strada, percorrila. No, Dio dice così, oh, vieni qua, prendi la mia mano, camminiamo, vieni. Un passo. E quando meno ti accorgerai, l'acqua sarà così profonda che tu non potrai più camminare. Dovrai essere guidato dallo Spirito Santo. Dio vuole che arriviamo a essere maturi nella fede per poter essere usati da Lui. Dio vuole che noi siamo maturi nella fede per poter toccare questa generazione, ma per poter toccare questa generazione noi dobbiamo essere toccati da Dio per prima. Noi dobbiamo avere profondità con Dio, noi dobbiamo avere profondità, intimità con Dio. Quando le persone verranno da te a dirti A, B, C, tu dirai, non è così, io conosco Dio. Dio non è così. Parlavo con un mio amico oggi e ieri, tipo lui diceva tante cose, Dio mi ha fatto questo, Dio mi ha fatto quello, Ehi, io conosco Dio, non è stato Dio. E Dio vuole che noi arriviamo a questa intimità in cui noi possiamo difenderlo davanti alle persone, perché abbiamo intimità con Lui e lo conosciamo. Questo è ciò che Dio vuole per noi. Maturità. Io non ho idea di dove tu sia nella tua camminata cristiana. Non so neanche se magari tu sei ancora fuori dall'acqua. Non hai neanche messo il piede dentro l'acqua, dentro il fiume dello Spirito, ma oggi Dio ti chiama a fare un passo. Un passo. Se è un passo verso la conversione, gloria a Dio, è la cosa più importante. Avere il tuo nome scritto nel libro della vita, essere confessato davanti agli angeli, ereditare la vita eterna, cosa più importante. Ma non è tutto lì. Dio vuole che viviamo una vita con Lui qua sulla terra, è una vita bellissima. Una vita bellissima, non c'è una vita più bella se non quella vita passata con Dio, perché tutto ciò che il mondo ci offre è vanità. Nulla vale la pena, è un inganno, nulla ci riempirà, nulla ci darà soddisfazione, solo Dio può soddisfarci. Dio ci chiama a un livello di maturità.
Dio ci porta alla maturità. Amen. Questo è il messaggio che Dio vuole che io porti alla sua Chiesa. La Bibbia dice così: esaminate voi stessi per sapere se siete nella fede. Prima di tutto devo esaminare me stesso e vedere, aspetta, sono nella fede, sono veramente cristiano, mi sono ravveduto, ho confessato Cristo. Prima cosa, più importante. Se questa risposta è sì, bene, è la cosa più importante, prosegui. C'è una camminata che ci aspetta. C'è un percorso che ci aspetta verso le acque profonde, dove Dio vuole usarci e Dio vuole rivelarci cose pazzesche, straordinarie, cose che occhio non ha mai visto, ciò che orecchio non ha mai sentito, è ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Questo è ciò che Dio vuole per noi. Amen. Ti invito ad alzarti in piedi. Ti invito a chiudere i tuoi occhi. Dio è in questo luogo. Parla con tuo papà. Papà, santo, santo, santo è il tuo nome. Dio, tu sei tremendo, sei fantastico, sei bellissimo, sei glorioso. Ti ringrazio, Dio. La tua parola è stata predicata e la tua parola è potente, Signore, da spezzare il sasso. Non importa quanto il cuore delle persone magari sono dure, la tua parola può spezzare quel cuore di pietra e portare, Signore, salvezza nella vita di coloro che non ti conoscono. Io non so, Signore, come i tuoi figli sono entrati qui questa sera. Non so se c'è qualcuno che pensa di essere cristiano e magari ancora non ha fatto questo primo passo di ravvedimento e di confessione di fede. Ma tu sei, Signore, che conosci le menti, conosci i cuori, conosci l'intenzione. Tu sai tutto, Dio. E ti chiedo, Signore, che il tuo Spirito Santo, che è qui in questo luogo, abbia libertà di toccare i nostri cuori e i nostri pensieri in questo momento. Non vogliamo uscire di qua, Signore, nello stesso modo in cui siamo entrati. Vogliamo essere toccati profondamente dal tuo Spirito. E vogliamo che il tuo Spirito porti una trasformazione radicale nella nostra vita. Grazie, Gesù, perché tu ci chiami, Dio, a fare questa camminata con te ogni giorno un passo. E vogliamo, Signore, questa sera dichiarare che vogliamo prenderti per mano, Signore, e vogliamo essere accompagnati in questo luogo profondo. Non vogliamo, Signore, accontentarci dell'acqua superficiale, di camminare una vita basica con te, di pregare solo qualche minutino nella giornata. Vogliamo intimità, vogliamo profondità, vogliamo, Signore, conoscerti veramente. Io ti prego nel nome di Gesù, vieni, Signore, a demolire ogni muro, ogni catena, tutto ciò che impedisce ai tuoi figli di proseguire in questa camminata. Noi vogliamo avvicinarci a te, noi vogliamo avere intimità con te e ti chiediamo, Signore, nel nome di Gesù, fa cadere ogni laccio del diavolo, ogni opera del nemico. Se c'è qualcuno qui che un tempo era dentro questo fiume e oggi è fuori, ti prego, Dio, nel nome di Gesù, rompi ogni catena e ogni saetta del diavolo, che tuo figlio possa ritornare a te, che tua figlia possa tornare a te e possa cominciare questa camminata verso di te. Portaci, Dio, nel fiume dove l'acqua è profonda, così che non possiamo più camminare con i nostri piedi. Dobbiamo essere guidati da te, vogliamo essere guidati da te, vogliamo vivere per te, vogliamo gustare te, perché Dio non è solo l'eternità, è anche la vita qui sulla terra insieme a te. È già un paradiso, Dio, è già un paradiso, di là sarà ancora meglio, ma camminare con te ogni giorno, Dio, è la cosa più bella, più fantastica, più gloriosa che tu ci hai concesso. Sentire la tua presenza ogni giorno, riconoscerti e vedere il tuo agire in ogni più piccolo dettaglio, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nel nostro lavoro. Vedere come tu ti prendi cura di noi, di come tu sei nostro Padre e ci ami e ci vuoi accompagnare. Tu non ci hai lasciati soli, non ci hai lasciati a noi stessi, sei tu che cammini davanti a noi, e se tu sei con noi, chi sarà contro di noi? Tu sei con noi, la nostra famiglia è nelle tue mani, la nostra casa, il nostro lavoro, le nostre finanze, tutto è nelle tue mani e vogliamo essere guidati dal tuo Spirito. Se un domani il tuo Spirito Santo ci dice prendi il telefono, fai un bonifico di 1.000 euro, vogliamo essere disposti a farlo, perché vogliamo essere guidati dallo Spirito Santo. Vogliamo avere testimonianze da raccontare, storie da raccontare, perché abbiamo vissuto con te realmente, perché non siamo farisei, non siamo ipocriti, noi viviamo con te, noi ti conosciamo, noi sappiamo chi tu sei in questo mondo dove Satana inganna tutti e dice che tu sei un Dio che non mantiene le promesse, tu sei un Dio bugiardo, un Dio che fa cose così a caso. Non è vero, tu sei il Dio fedele che mantieni il patto fino alla 1000ª generazione. La tua parola dice che come i cieli sono alti al di sopra della terra, così
Così è grande la tua bontà verso quelli che ti temono, come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così tu hai allontanato da noi le nostre colpe. Non c'è niente che ci separa da te. Non c'è niente che ci separa da te. Non c'è. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare io voglio fare e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani per adorarti, per adorarti. Alleluia. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo. Dichiari più forte. Voglio amare ciò che ami, dammi la tua forza per ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Oh, Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzino verso il cielo. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre,
Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Dichiari, fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Oh, chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani. Padre, dammi mani. Più di tutto, Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Oh. Cari fratelli, sono senza voce ma spero che mi capiate. Sono già le 10, ma io so che Dio non ha messo un punto finale a questa serata e non sarò io a mettere il punto finale. Vorrei invitare qua davanti tutti coloro che vogliono solamente dire: Dio, voglio fare un passo in più, voglio più profondità con te. Vieni qua davanti, tu preghi per me, io prego per te, preghiamo insieme, cerchiamo Dio, facciamo un passo più profondo verso Dio, verso la profondità, verso la maturità. Mentre la lode suonerà, io ti invito, esci dal tuo posto. Chi vuole di più di Dio, venga qua davanti. Chi salirà sul monte tuo, Tutti i leaders, pregate per le chi persone. resterà davanti a te? Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, fa che sia io, fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Dichiariamo insieme, fratelli. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te?
sia io, fa che io veda la gloria tua. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore puro. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo. Adorarti, Santo, Santo. Egli è morto per me, ha dato la sua vita solo per amore, sono completamente grato per la sua misericordia. E quando ignoro i miei problemi a causa della tua gloria, vedo quanto sono piccolo nonostante il tuo perfetto amore. Oh, Egli mi amò, oh, Egli mi ama, Egli mi amò. Egli è morto per me, ha dato la sua vita solo per amore,
sono completamente grato per la sua misericordia. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado. Vamos declarar nessa noite, amém? No trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ti
já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, da glória de Deus. E glória, e glória, pois só você é santo, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo aquilo que o Senhor fez com a nossa vida, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, Senhor, porque sem ela a gente não é nada. Aleluia, glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez. Declarar santo mais uma vez, amém? Santo, santo, pois só Ele é santo e santo. E glória, e glória, glória, Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, declare a glória de Deus. Quem já sabe onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ver, não sabe, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Un secondo solo, se c'è qualcuno per cui non abbiamo ancora pregato e vuole ricevere una preghiera qui davanti, non finiremo questa serata fin quando non saremo tutti soddisfatti di Dio. Quindi chi ancora non ha ricevuto una preghiera e vuole riceverla, venga qua avanti che pregheremo. Pois só Ele é santo. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Tudo que você é dele. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu me na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nos olhos eu não imaginava que é tão lindo assim, que é tão lindo assim. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Tem fogo nos olhos.
Glória a Dio. Glória a Dio, glória a Dio. Non c'è niente in questo mondo che si compara a quello che Dio ci ha preparato. Non c'è niente in questo mondo che si compara a un secondo nella sua presenza. Niente, niente. Potete andare a cercare, potete andare, ma non troverete nulla che si compara. Solo Lui è il Signore, solo Lui. Alleluia. Gloria a Dio. Possiamo fare un applauso al Signore? Gloria a Dio.